Gli ultimi dati dell'Istituto Superiore di Sanità che riguardavano la 50ª settimana dell'anno hanno dimostrato un forte aumento dei casi delle sindromi influenzali. Siamo oltre gli 800.000 casi in una sola settimana e quindi superando di quasi 100.000 quelli registrati nella settimana precedente. Quindi la curva si sta portando verso l'alto in maniera rapida e sembra molto simile all'andamento avuto 2 anni fa, che ha avuto un picco di casi verso la fine dell'anno e inizio di gennaio. Quindi se è così, ci troviamo in un momento molto particolare in cui le infezioni aumenteranno rapidamente e se in Italia abbiamo ormai quasi raggiunto i 5 milioni di casi, possiamo stimarne 400.000 per il Veneto e certamente oltre 50.000 casi dall'inizio della stagione per la provincia di Padova. Il numero elevato di casi ovviamente aumenta anche il numero dei ricoveri e i casi gravi di influenza. Abbiamo superato il trentina di casi nella provincia di Padova, nei 4 ospedali dell'US 6 e quindi la nostra raccomandazione è sempre quella di tenersi coperti nella vaccinazione, ma anche ridurre i contatti sociali, soprattutto se si è raffreddati oppure con sintomatologia respiratoria, per impedire proprio il contagio tra le persone. La situazione vaccinale è abbastanza buona per la provincia di Padova, abbiamo ormai superato le 190.000 dosi erogate, con un bambino su 4 tra i 0 e i 6 anni vaccinato, una persona su 2 tra i 60 di età superiore ai 60 anni coperta con la vaccinazione e 2 over 80 su 3 che risultano vaccinati. Molto buona anche la copertura con l'anticorpo monoclonale per quanto riguarda i neonati, cioè i nati dal 1 di ottobre ad oggi, circa il 92% sono coperti nei punti nascita, e i lattanti dal 1 di aprile al 30 di settembre che siamo intorno all'85%. Raccomandiamo sempre, augurando buone vacanze a tutti, di stare il più possibile distanti se appunto raffreddati, usare i gel, le mascherine nei casi più rilevanti.